Padoni, inossidabile dirigente, atleta, ha fatto di tutto nella sua vita ma non ha mai dimenticato il suo amore. Olbia, Gabriela De Cortes, una di quelle figure incommiabili, non ci sono parole per esprimere tutto quello che potremo parlare della televisione da Olbia. Grazie per il bel lavoro che state portando avanti, ma da Olbia ancora da Zacchena io devo ringraziare Ostieri, nonostante oggi sia la gara Ostieri non ha portato i suoi giornalini, i suoi pulcini, li ha portati qui a Porto Torre perché dovevano essere presenti in questo momento finale di un anno straordinario. E poi i guerrieri del Padone, eccoli qua, un'altra vittoria splendida in realtà satarese, Marco Eugenio Sanna, Cristiana Secchi, Agruschi, sono tutti bene, poi Coaghe, vedete la storia dell'atletica sarda, Sorso, ma cosa si dovrebbe dire della centro culturale di Sorso? La storia di tantissimi, lunghissimi anni di gloria sportiva, Sorso, Toscano, ma sono tanti i nostri dirigenti, sono il progetto Filippide che noi ringraziamo. Ieri c'è stata una bellissima manifestazione di questi ragazzi, il progetto Filippide è troppo bello, grazie, complimenti, e chiude la società di casa, l'atletica leggera Porto Torre! Questi sono tutti i campioncini che hanno creato il movimento non solo puritano, ma il movimento in Sardegna. Sono Cenesio, Serra, Nicolino Bisaglia e Giampaolo Gari. Ha detto prima Sergio Lai che è un'emozione vedere questa sfilata che c'è stata adesso, veramente una grande emozione per noi vedere in questa struttura tutti questi ragazzi che sono venuti da tutta la Sardegna. Allora voglio dire veramente a tutti loro, a ogni singolo ragazzo che ha fatto il viaggio per venire qui a Porto Torres, un grande benvenuto e una bellissima giornata di sport qua con noi. E devo dire anche a Nicolino Bisaglia che ha detto che è inossidabile, ma anche tu ti difendi bene anche tu. Insomma, quello che voglio dire è che se si riescono a fare cose così è perché c'è il lavoro di tutti i giorni di queste persone, dei dirigenti sportivi, non solo del livello locale ma anche della federazione. Vi voglio ringraziare davvero di cuore. Allora io e l'assessore Liga te la raccogliamo questa sfida che tu hai lanciato oggi, hai detto facciamo il Terra Sarda in questo impianto l'anno prossimo, e ci proviamo, cerchiamo di farlo, noi ci impegneremo per vedere se riusciamo a farlo, se l'assessore Liga trova soldi per dare insomma il contributo che è necessario per questa grandissima manifestazione. Insomma siamo tutti qui oggi per goderci questa bella giornata e soprattutto lo sport che ci daranno tutti i vostri ragazzi, e soprattutto oggi abbiamo visto che l'atletica regionale sarda è viva e vegeta, fiorisce, piena di giovani e di bellissime speranze. Grazie di cuore. Grazie al sindaco Scarpa, facciamogli un applauso per l'ultimo giro intanto.
Al secondo posto ancora Giustini, Elena Barbu, 12, 54,7. E al terzo posto per la Fiamma Macomere Claudia Busio, 14, 01 e 2. Marca Taderi di Stelardo, poi vediamo questa bambina. 185 prima, Alicia Netta di Zona Stramati, Alessandro di Portotore con Marco Masala, Alessandro Campo di Macomè, Diego Pina con Francesco Ru, Diego Pina, Francesco Ru, arriva lo sottofino. Diego Pina, Ranne Postoli, Francesco Ru, Atletica Olbia. Da premiere Andrea Mario Sodini Antonio, no? Tempo di 39,8 Angelica Bianchi. Da Stelaggio, da Porto Torre, per poi passare a Rocchieri con Carla Bianchina di Occhieri che è al terzo posto, 42,7. Ed è Lucrezia Marchese della Tassense Quarto che va a vincere su Federica Panzeri della Tassense Quarto. E poi Vortex, ragazze in pedana, attenzione, Rosanna Cabra della nuova Atletica Sport e Vita di Nuoro. Poi vediamo al secondo Carla Porco della Fiamma Macomere con 216, Alessia Soldini della Monte Arci di Marrubio. Quindi vediamo atleta di Rocchieri. Di 39 secondi Francesco Orru, al secondo posto Diego Pina dell'Atletica Runners Ostini, 39 secondi netti. E al terzo posto per lo Storia di Cagliari Simone Erba, con tempo di 39,3. Valentina Serra del Circolo Amatori di Oro, su Benedetta Astilesi della Monte Arci di Marrubio. E poi terza Rebecca Tessitore della Cocchetto, la nostra brava atleta d'Oristano che recentemente è stata protagonista dei campionati italiani a Jesolo, 11,05. Al secondo posto per la Lipetta Scampidano Carla Poi, 10,13. E al terzo posto Olbia, l'Atletica Olbia, Isabella Soro, 10,12. Carlo Bisaglia, Andrea Locche, Gabriele Bilardi e Daniel Torricella. Atleta di Giulianota che va a vincere l'allievo di Andrea Capoi. Ecco Alessandro Lecca, poi Carlo Bisaglia di Porto Torre, Carlo Bisaglia e poi Andrea Locche di Giulianova e via tutti gli altri. Ecco l'assessore allo sport che va a premiare Riccardo Ciautini, Atletica Valoria, 58 metri e 05. Il secondo gradino, un'altra bella, grande misura per l'atleta morese dell'Atletica Sport Vita, Michele Murru, 52,61. E al terzo posto l'oristanese Alberto Massida, 44,12. Il zappino di Sorso e Giulia Gramignano della Libertà Capitano. E dovrebbe essere Nicola Masala, ed è Nicola Masala di Olbia. Nicola Masala, poi vediamo Federico Figine di Sorso e al terzo posto Gabriele Conge. E Gabriele Vacca di Porto Torre, comincia su Davide Murgia di Bostoni. Atletica Giustini, ripeto, un dirigente che non pensa alla testa ai concorrenti e all'ingresso nel
Domenica, questa prima serie. Siamo finito in alto, adesso 2 secondi, attenzione, secondo me altri. Si da vincere allora Corazza di Sorso. Ragazzo di Stretta Marchese, Valentina Cesa. Seconda serie. Società la Poaghe, grande Poaghe. Un Porto Torre, con tempo di 56 equazioni. Al secondo posto il Serafino Nicola Pellosi. Nicola Pellosi 56,3. E al terzo posto, dal nome celebre, Carlo Bisaglia di Porto Torre 56,4. La quarta. Via, via, via! Ed è la maglia di Poaghe. Ed è Giulia Pinto di Poaghe che vince su Federica Panda di Selarpo. Al secondo posto Federica Panda. Elena Pesci di Porto Torre e adesso prenderà il via Nicola Brandespetter. Matilda Pinto dell'Atletica Olbia che va a vincere Matilda Pinto su Veronica Marchese. Comisca del 4,45 e al terzo posto Angelo Cimino della Icno di Sassari 4,45. Ecco la terza osservazione. E qui va a vincere Virginia Conti ed è parte questa prima serie. Partita la terza serie qui vince Fabio Carboni di Porto Torre nella quarta serie con la vittoria. Vai Giova! Vai Giova! Salutate il cameraman! Le due formazioni di Oristano, le due di Porto Torre e poi dall'Udetto Scampidano cambia Oristano.